80 giovani ballerini provenienti da tutto il Veneto hanno partecipato sabato 11 gennaio alle selezioni del laboratorio di danza I Viaggi di Gulliver ed è proprio grazie al progetto del Teatro Stabile del Veneto e alla collaborazione di Gabriella Furlan Malvezzi, coordinatrice del progetto, che i giovani allievi hanno potuto esibirsi nella sala prove del Teatro Verdi di Padova per le selezioni del laboratorio di danza. Una collaborazione che ha visto per la prima volta 16 scuole di danza di Padova, Rovigo, Venezia, Treviso e Vicenza fare rete per selezionare i giovani allievi. La danza fa rete. Ed eccoci qui, grazie al Teatro Stabile del Veneto, 16 eccellenze nel mondo della danza della Regione Veneto, scelti per comprovate abilità e professionalità, e poi diciamo degli insegnanti e direttori che hanno scelto di seguire anche dei principi di etica professionale e di darsi delle linee guida, perché la danza non è solo tecnica, movimento, ma è anche disciplina ed educazione, offrendo, perché anche questo è un'altra bella opportunità, prove in questo spazio meraviglioso che è la sala prove del Teatro Verdi, con 2 spettacoli che saranno al Teatro Verdi e al Teatro Goldoni di Venezia, con la regia e le coreografie di Valerio Longo. Tra gli 80 ballerini fra gli 8 e i 15 anni, 40 sono stati i vincitori delle audizioni che, al termine dei mesi di prove, debutteranno sui grandi palcoscenici del Teatro Verdi di Padova il 16 maggio e del Teatro Goldoni di Venezia il 17 maggio. La danza si riunisce, la danza fa forza, la danza conduce dei valori che sono i valori dello stare insieme, del lavorare insieme, del trovare insieme una soluzione che possa trasmettere emozione, che possa trasmettere forza, che possa dare a questi ragazzi un'opportunità. Grazie a Gabriele e a tutti i colleghi è stata una cosa veramente importante da portare e da rendere operativa in un contesto poi come quello di un teatro. A guidare i passi dei giovani allievi Valerio Longo, regista e coreografo del progetto, affiancato da 4 ballerine professioniste. I giovani allievi porteranno in scena una rilettura coreografica dei Viaggi di Gulliver, danzata sulle note dei celebri compositori quali Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven. Grazie a tutti per essere qui con questo progetto I Viaggi di Gulliver. Sono estremamente felice di dare il mio contributo artistico e professionale a questo straordinario progetto, unico e eccellente, non da meno per la questione sicuramente della disciplina della danza, ma soprattutto della passione.